Bella ragazzi, il telecommentare veneziano ricomincia. La Moto 3 siamo in pole position, sta moto è una bestia. Sarà la sfida veneziano Cabaret con la stessa moto, vai. Dico sempre partenza un po' così con Jorge Taroccato e Cabaret che mi supera. Ma sarà una sfida vera col Cava. E subito mi butto. Eccola qua, Cabaret veneziano, una grande sfida. Cabaret è un pilota che è dominatore della classe. Eccoci qua, ecco la sfida, c'è anche Martin che vuole rompere i maroni. No, anzi l'ITA, scusate. Non deve scappare via Cabaret, non può scappare via Cava. E subito veneziano si prende la prima posizione. E adesso andiamocene, cerchiamo quantomeno. Partire con una bella pole, sarebbe bello fare pole e vittoria. Sarebbe bello l'altro pole, vittoria e fastest. Ma intanto accontentiamoci della vittoria. No, come qua fa un brutto errore ma si salva. Ok. Non stiamo girando male. Però Cabaret è veramente attaccato, Grande sfida veneziano Cabaret, sarà tutto l'anno così. Sarà tutto l'anno così. Ok. Molto bene Kuma, molto bene. Meglio prendiamo le curve, chiaramente meglio è. Ok, fantastic, fantastic. Vola, Kuma, vola. Primo giro completato. Attenzione, prende la scia, Cabaret. Mamma mia, ho frenato un po' dopo. Infatti ho sbagliato, il Cabaret si riprende la prima posizione che lotta subito. Lotta in casa, lotta in famiglia. Lotta in famiglia. Ma si fa fatica, si fa un'enorme fatica. Mamma mia. Ok. Perfetto, perfetto, Kuma, perfetto. Devo stare calmo perché la sento la tensione adesso. Adesso dopo le ultime due cadute poi ho un po' paura, sinceramente. No, bruttissimo questo, mamma mia, Cabaret vicinissimo, è là Cabaret. Fottutissimo Cava è là. Una gara eterna a Qatar. Buono. Ok. Molto, molto bene. Ma manca ancora un e fottutissimo giro, il tipico final lap come indiano che nelle ultime due gare ha portato solo a disastri. Vediamo. La Aaron è là. Aaron è vicino. Ultimo giro, un decimo di vantaggio praticamente. Piano, 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 mamma mia. Prima curva pericolosissima. Stai tranquillo, perché la possiamo portare a casa, non dobbiamo crederci, sta tranquilli. Mamma che vicino che sento Cabaret.
No, eccola qua. Oh mamma mia, cosa ho salvato? Cosa ha salvato Veneziano? Ho salvato l'impossibile. La moto era andata, La moto era andata ormai. Almeno questo è quello che ho percepito io. No, per guardare dietro, erroraccio. Sento la moto non più come prima. Mamma mia, Cabaret maledetto. Che lotta con Cabaret, sarà un mondiale incredibile. Dai Kuma. Questa è una gara favorevole, dobbiamo portare a casa i 25 punti. L'obiettivo è arrivare almeno terzi, ma voglio arrivare primo. Qualunque vada saluterò questo mondiale alla fine di questo secondo anno. Ok. Ultima curva, final curve, in un inglese che ormai è di madrelingua. Occhio come. Ok, Emmo, preghiamo, Emmo si prega. Cabaret ci sta provando, Cabaret ci prova. Ma vince Veneziano, vince come, yes! Prima vittoria. Sta per tornare la prima gara in Qatar. Boom boom. Ok, dai che si va su. I protagonisti di questa emozionante gara stanno molto bene. il giro di 25 punti e godo. Questi momenti per vedere insieme la E godo, boom, boom, yes. Very godo. Vittoria sotto. Raga, seconda pole position, probabilmente alzerà un po' il livello perché fare la pole position in Argentina è un po' strano per Veneziano. Vabbè, vediamo. Vai. E il Cubendone colpisce per una qualificazione devastante in una gara sorevole, non ho mai vinto in carriera. Potrei vincere proprio oggi. Ma c'è l'ITR. Comunque alziamo un po' il livello perché se sono un po' più forte, mobilità, una moto migliore. Vedo che vado molto più forte, quindi molto bene. Dai, non dico che arriveremo al livello massimo 120, però secondo me ce la potremo fare almeno a 100 sicuro. Invece deve vincere l'Argentina. Gian Duiotto intanto mi supera veramente in maniera arrogante. Molto arrogante Gian Duiotto qua. Brutta cosa di Gian Duiotto. Gian Duiotto mi supera subito. E la cosa non mi piace per niente. Maledetto Gian Duiotto, se ne qualcuno prova a colpire il cuore. Mamma mia che sfida con Gian Duiotto. Si è svegliato Gian Duiotto proprio oggi, proprio in Argentina, e questa cosa non mi piace. Vai Puma, vai. Inizio scoppiettante comunque. Dovrò buttarci in un internazzo pericolosissimo. Questa è la curva più che ho, una delle curve più odiose dell'Argentina. Ma intanto il primo giro sono in testa. Cane indietro forse. Indietro Cabaret. E questo mi piace. Dai che vogliamo il 2 su 2. Possiamo alzare a 90. Da 85. Scusate un po' di pazzia. Mamma mia le dura, mamma se le dura. Gian Duiotto ragazzi sta veramente pompando a manetta. Voglio la prima vittoria in Argentina, la voglio. Ho la moto migliore, ce la possiamo fare.
molto good, molto good. È un come intraprendente quello di quest'oggi. Qua rischio leggermente e vado per campi, questa forse è lunga, dimmi di no, dimmi di no. Stiamo anche guidando bene con sta moto, è tutto semplice ragazzi, è tutto veramente meraviglioso. È veramente una goduria guidare questa moto rispetto alla precedente. Occhio. Le sgommate della vita. E anche il secondo lap è andato. Andiamo all'ultimo giro. Abbiamo veramente fatto il vuoto, ma stiamo calmi che manca troppo. Mancano secoli, quindi non abbiamo ancora vinto niente. Sarebbe un'impresa titanica vincere dove non ho mai vinto in carriera. Adesso ho paura, adesso il come ha paura giustamente. Il come adesso ha un po' di paura. Li mortaccio. È qua che recupera tanto tempo, quindi in velocità massima Giando Yacht è più veloce. Guarda come mi prende, guarda Giando, no. Non puoi passare Giando Yacht, non è contemplabile questa cosa, non è concepibile, è inammissibile. Ok. È roba nostra adesso, è roba fottutamente nostra. La. Ok. Manca poco ma stiamo zitti. Manca pochissimo ma stiamo zitti. Ok, e andiamo a vincere per la prima volta in Argentina. 2 vittorie su 2, veneziana con lui, è iniziato veramente a bomba questo secondo mondiale in Moto 3. Very godo, Kuma, very godo. Molto bene. E siamo a più 18 su Martin, Cabaret è crollato. Bene, i punti sviluppo ne arrivano a cannone, qua saliamo bene. Tutto alla grandissima. Raga, qualifiche sotto il diluvio. Quarto posto però va bene, con il livello di difficoltà aumentato. Va molto bene. Ho fatto 3 step, 2 al motore, 1 trazione. Quindi anche degli aggiornamenti importanti, livello aumentato, difficoltà, tutto bene. Siamo quarti, possiamo vincere. Vai. Devo solo stare tranquilli. Si butta all'interno, madonna come l'ha rischiata mai prima. E Giando Yacht, 3 secondi Giando Yacht è primo. Quanto ho rischiato raga. Grandissima partenza stavolta, lentissima, che sta tornando lo show. Questo è il mio settore, anche nella Formula 1 devo sfruttarlo. Per me è importante fare un hat-trick, 3 vittorie su 3. È chiaro che non sarà sempre così raga, però occhio, mamma mia, sportellate con Giando Yacht. Sportellate con Giando Yacht. Questa è la moto ragazzi. E Austin è una gara dove posso fare benissimo, vincere, ma anche perdere rovinosamente con cadute scioccanti. È un po' così Austin. Ma arrivo da 2 vittorie pesanti. Era da tanto che non partivo così a bomba. Starei molto attento però.
perché basta un attimo per uscire allo stile delle gare più insidiose del mondiale, secondo me, nel senso ha tante curve veramente difficili. Ok. Perfetto. Dai che va bene, non voglio neanche rischiare, comunque dopo c'è anche il mondiale, voglio andare in Moto 2 con il titolo Moto 3 ha vinto, che ne ho vinto solo uno in carriera. La 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 la. Gianduiotto c'è una curva che possiamo usarla per sorpassare, bravissimo. Ma Gianduiotto non molla, ragazzi, bello ignorante Gianduiotto, bravo Giandu. Veneziano vuole la triplettona, vuole il trouble o il triplete. Con la moto migliore come c'è, sta anche migliorando il personaggio, quindi tutto messo insieme fa una bel mix. Questo è un errore, però questo è un errore, Giandu ne posso approfittare, eccolo qua, Giandu torna in testa. Che sfida con Giandu, raga, che sfida con Giandu. E Veneziano lo risupera, ma la riperde la posizione, forse sì, forse no, non la perde. Che lotta, raga, che lotta. Lotta vera tra due campioncini. Piano, qua scodo troppo, scodate che non mi piacciono, ma rimaniamo davanti. Molto good. Mamma mia, però risento tantissimo, poi risento veramente di cadere. Qua c'è andata di lusso. Per l'ultimo giro sarà veramente da panico, se già siamo ridotti così a rischio di soffrire. Mamma mia. Punto è la moto. Scoda un po' di più. Sono vicinissimi, raga, sono tutti da Lightyear adesso, è Lightyear secondo. Attention please, Lightyear secondo. E quando Lightyear secondo sono dolori, no, lungo, per non cadere devo andare lungo. Ma perdo addirittura 2 posizioni, proprio alla fine, non ci credo. Erroraccio la prima curva. Dio Cristo. Facciamo Lightyear e lo Jorge taroccato. Ma vaffancuore. Ma che erroraccio che ho fatto. Sarà dura prendere la prima posizione adesso senza rischiare. Cioè Lightyear chiude tutto. Bruttissima manovra di Lightyear, mi chiude tutto. Lightyear mi chiude completamente il vacuo. Bene, prendi l'angolazione giusta. Cade il cubo, incredibile. Beffa atroce all'ultimo giro. Mamma mia che beffa, raga. Bruttissima beffa. Mi sono fatto bene dalla tensione. E perdo addirittura il podio, perdo tutto. Peggio di così non poteva andare l'ultimo giro. Ma porca miseria. Cabaret molto in difficoltà rispetto all'altro anno. Sto anche positivo, che vincono anche altri piloti, bene.
Cosa mi son mangiato, raga? Cosa mi son mangiato? Un'altra vittoria, tranquilla, no, tranquilla no. Addirittura arriviamo settimi. Questo è lo sport, devo accettarlo anche se il come non l'accetto. Settimo posto veramente deludente per come sarà messa la gara. Infatti è incazzato veneziano giustamente. I protagonisti di questa emozionante gara. La classifica ci vede ancora al comando con solo +2 però su Jorge Martin. Mamma mia, cane distaccato quest'anno. Vabbè, andiamo un po' giù. Non si può sempre vincere, raga, sotto il comando del veneziano. Comunque ci siamo. Ciao!